Che questo signore dica Zaia lo porteremo in piazza per decapitarlo in piazza del mercato, se non ricordo male, penso che questo si commenti da sé, questi non sono toni per un dibattito, però vuol dire che l'autonomia sta entrando nelle vene di tutti e questo è importante. Il governatore del Veneto cerca di smorzare i toni dopo le accese polemiche scoppiate in seguito alle dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni dal costituzionalista Massimo Villone, che aveva risposto così alla domanda che ricordava come, secondo il presidente Zaia, l'autonomia delle regioni aumenta la responsabilizzazione delle amministrazioni locali nell'utilizzo delle risorse. Ma io invito il Presidente Zaia a venire lui a fare il governatore, a patto che poi se non si responsabilizza abbastanza lo portiamo a Piazza Mercato e gli tagliamo la testa. Il Sud si affrancherà se si batterà con noi per l'autonomia, ha spiegato poi Zaia. Finalmente andrà al Vedo e vedrà in questa azienda virtuale gestita da alcuni se è vero che sono così bravi ad amministrare oppure no. Una regione che esporta malati, a mio avviso, non è una regione da premiare. Le dichiarazioni di Villone erano arrivate al termine di un confronto tenutosi a Padova proprio sull'autonomia. Mi spiace non essere stato lì al faccia a faccia, altrimenti avrei potuto spiegare che quella malizia che ci mettono e quella voglia di dire che il progetto del Veneto affamerà il Sud o sarà la secessione dei ricchi rappresenta una marea di boiate che questi signori dicono perché non hanno altri argomenti. Dichiarazioni quelle del costituzionalista che hanno immediatamente fatto il giro della rete, scatenando molte reazioni indignate. Sono inorridita, è un'allusione precisa ad una piazza che è stata teatro di esecuzioni capitali, tra cui quella famosissima di Masaniello, il rivoluzionario napoletano che aveva cercato di ribellarsi all'oppressione del governo di allora, scrive una donna su Facebook. Durissimo anche il consigliere regionale Alberto Semenzato, che si è rivolto direttamente al docente. Le sue parole intimidatorie in odor di minaccia ci scivolano come delle gocce d'acqua. Le che anche qui a Venezia abbiamo una piazza dove svettano due colonne, quella di Todaro e di Marco. Dibattito dunque sempre più acceso intorno all'autonomia, il cui iter va comunque avanti nonostante il rischio di un ulteriore allungamento dei tempi, dopo le parole del premier Conte che aveva parlato di mesi e quelle del vice Salvini che aveva detto entro l'anno si farà. Io sono qui per difendere l'autonomia e la porteremo avanti. È una grande riforma e non mi aspettavo sinceramente che si liquidasse in 2 o 3 mesi, però è pur vero che io vengo già da un Vietnam che è quello del referendum che non mi volevano far fare. Vi posso garantire che ogni centimetro, ogni millimetro che guadagniamo in avanti non lo cediamo il giorno dopo per indietreggiare. Intanto mercoledì 27 in Commissione parlamentare per le questioni regionali ci sarà l'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani.